Il ministro della Giustizia Nordio è tornato a parlare delle intercettazioni e dei presunti dissensi con la magistratura. Saranno smussati, dice, con il premier massima sintonia. Meloni dall'Algeria: non voglio scontri. È stata da parte di Carlo Nordio, presidente del Veneto Luca Zaia, per quanto riguarda le intercettazioni. Evitare gli abusi è una questione di civiltà, dice. L'attacco sia di Zaia che di Nordio va al virologo Andrea Crisanti. Mazzette per la costruzione di una RSA a Santa Maria di Sale, fornitura di mascherine. I carabinieri di Venezia hanno arrestato 6 persone, tra cui l'impresario Cazzaro, costruttore del Bosco Verticale in Restera. È una corsa contro il tempo a Oderzo per far tornare gli studenti delle scuole medie e del liceo Scarpa in classe. Al patronato Turroni continuano i lavori per sistemare le aule. Alla guida di monopattini elettrici e biciclette senza nessun dispositivo di illuminazione scattano le multe. L'operazione alle prime ore del mattino da parte della polizia locale di Macerata sul Piave. Una regione con sempre meno nascite e sempre più anziani è il quadro da cui parte l'iniziativa sottoscritta dal Centro della Famiglia di Treviso per studiare gli andamenti della natalità in Veneto e pensare adeguate politiche familiari. Ondata di maltempo, nevicate intense e forti raffiche di vento, incidenti nel Bellunese e 3 passi montani chiusi. La protezione civile dirama lo stato di attenzione. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Avete sentito in primo piano il tema legato alle intercettazioni telefoniche ed è proprio su questo che verte il sondaggio di questa sera. Vedete ora in sovrimpressione la domanda che vi poniamo: stop intercettazioni sui giornali, ha ragione Nordio? Se la vostra risposta è sì, il numero 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero da comporre è 0422 1626 690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi a Vicenza ospite dell'Ordine degli Avvocati, è tornato proprio a parlare di intercettazioni ma anche dei presunti dissensi con la magistratura all'indomani della blindatura da parte del premier Giorgia Meloni, che ha ribadito nei suoi confronti massima fiducia. Le intercettazioni, noi parleremo, presenteremo dei progetti a tempo opportuno, ma sono certo che quando verranno presentati tutti questi presunti dissensi saranno smussati. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi a Vicenza ospite dell'Ordine degli Avvocati, ha precisato sul tema delle intercettazioni, tema che ha innescato la polemica nell'ultima settimana, tornato di stringente attualità dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Ho ripetuto così tante volte che le intercettazioni non possono e non devono, non abbiamo mai pensato che potessero influire sulle indagini di mafia e di terrorismo, che considero quasi pleonastiche queste domande. Io ho cercato di chiarirlo in tutti i modi. Se poi qualcuno fa finta di non capire quello o di non voler capire quello che ho detto, mi dispiace, ma lo affermo ancora una volta. L'ho detto l'altro giorno, celebrando solennemente la figura del Beato Livatino, che proprio in suo onore la lotta da parte dello Stato contro la mafia continuerà e sarà sempre più intensa e sempre più professionale. Soddisfatto dopo aver incassato la blindatura del premier Giorgia Meloni, che ha espresso nei suoi confronti parole di stima e fiducia, placando le tensioni nel governo. Ovviamente è stato un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota. Con la Premier siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il fatto che qualcuno abbia anche insinuato o suscitato il sospetto che ci fossero dei dissensi era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole. E a proposito dei presunti dissensi tra il ministro Carlo Nordio e qualche magistrato, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli ha risposto con una citazione. Se c'è qualche dissenso tra me e qualche magistrato, no? Questo dipende, ho detto in latino, amantium mira amoris integratio est. Se io non amassi e non onorassi la magistratura, avendone fatto parte per 40 anni, non avrei tutta questa attenzione affinché funzioni nel modo migliore. E quindi è paradossalmente, ma è una manifestazione di grandissimo rispetto e attenzione quando pongo sul tavolo degli elementi che possono anche essere fonte di dissensi. È stata la parte
parte del ministro Nordio, il presidente del Veneto Zaia, che dice evitare gli abusi, una questione di civiltà. Va invece all'attacco sia di Zaia che di Nordio il virologo Andrea Crisanti. A proposito di giustizia, c'è una grande discussione intorno alle intercettazioni telefoniche. Lo chiede a me. La battuta è pronta, il riferimento politico e personale è evidente. Da Codogné, dove si trova per il taglio del nastro di un'opera sulla Cadore Mare, Luca Zaia torna sul nodo intercettazioni. Da una parte c'è il dibattito innescato dalla volontà di riformare lo strumento, annunciata e ribadita a Vicenza dal ministro Carlo Nordio, con conseguenti polemiche non solo politiche. Dall'altra la vicenda più privata, ovvero le frasi pronunciate dallo stesso Zaia in una conversazione telefonica sul virologo Andrea Crisanti, diffuse dalla trasmissione Report a inizio anno e che hanno creato un vero e proprio caso. Sinceramente penso che non ci siano cittadini che come si può dire, siano contro l'intercettazione. Il problema è che le tue telefonate personali che nulla hanno a che vedere con l'indagine e comunque in generale vorresti non vederle sui giornali e pensare magari che siano solo elemento di indagine utili al magistrato per eventualmente arrivare a scovare degli illeciti, delle illegalità. Ricordo un'ultima cosa, che l'intercettazione che spesso vediamo non è la chiacchierata, la telefonata fedele, è una sintesi di quella, per cui poi bisogna andare a vedere quello che accade realmente e poi, come nel mio caso, visto che parlo in veneto, anche la traduzione. Questa è la linea del governatore a meno di 48 ore dal convegno organizzato dal gruppo Il Veneto che vogliamo a Padova su libertà di critica e informazione. Collegato online anche Crisanti è andato letteralmente all'attacco, nel mirino sia Zaia che Nordio. Noi abbiamo il ministro Nordio che in Parlamento, invece di stigmatizzare il comportamento di Zaia, praticamente vuole eliminare le registrazioni, perché non sia mai che casi simili vengano alla luce in futuro. Le parole pronunciate da Zaia rimarranno e io gli chiederò conto sul fronte legale, ha aggiunto il virologo. Intercettazione o no, i toni restano incandescenti. Finalmente noi, ma penso i veneti, hanno visto il vero volto dell'esercizio della politica che vogliamo governare da questa regione. E a intervenire sul tema delle intercettazioni anche la Camera Penale di Treviso con il vicepresidente Francesco Murgia che spiega la questione è stata strumentalizzata, bisogna evitare gli abusi. Io credo che però le statistiche ci dicono che sono state in questo periodo intercettate più persone in Italia che negli Stati Uniti e questo è un dato che basta andare a vedere. Io credo che sia ora di togliere dal campo la possibilità di intercettare, se non a condizioni eccezionali, soggetti che non sono neppure indagati e per noi era possibile. Credo che sia giusto soprattutto reprimere duramente la divulgazione e quindi la dispersione, soprattutto mediatica, di documenti che non hanno nulla a che vedere con responsabilità penali e che vengono raccolti a volte solo per determinare delle ricadute di tipo diverso, politico, sociale, piuttosto che economico. Io credo che tutto questo debba cessare, credo che l'uso delle intercettazioni debba essere sicuramente regolamentato meglio, sicuramente più rigoroso e soprattutto che le risorse devono essere riservate a quelle vicende che realmente ne richiedono l'utilizzazione. Mazzette per la costruzione di una RSA nel comune veneziano di Santa Maria di Sala e la fornitura di mascherine. I carabinieri di Venezia hanno arrestato 6 persone, tra loro l'impresario Cazzaro, costruttore del bosco verticale in Restera a Treviso. 6 persone tra pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti sono agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, svoltasi all'alba, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un'indagine lunga e complessa iniziata nel 2019 dopo la denuncia del proprietario di un terreno, contattato dai pubblici amministratori che gli avrebbero proposto il cambio di destinazione d'uso per renderlo edificabile, pagando una tangente, al fine di realizzare una RSA a Santa Maria di Sala. Gli accorgimenti che venivano utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno, infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questo
questa somma non dovuta, definita appunto un delta da corrispondere in nero. Visto il rifiuto dell'imprenditore con conseguente segnalazione ai carabinieri, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale. Il progetto infine è naufragato per la mancanza dell'ok da parte della conferenza dei sindaci dell'area e dell'Ustre Serenissima estranei alla vicenda. Gli arrestati sono Nicola Fragomeni, 2 volte sindaco di Santa Maria di Sala, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito del sindaco Brugnaro. Ugo Zamengo, anche egli ex sindaco e attuale consigliere comunale del partito Rocchi Sindaco Coraggio Italia. Gli imprenditori padovani Battista Camporese, direttore generale di Villa Maria Casa di Cura con sede a Padova e con diversi passati incarichi di rilievo in molte strutture sanitarie. Mauro Cazzaro, ex presidente di Ance Padova, titolare di Cazzaro Costruzioni SRL, azienda di Trebaseleghe che opera principalmente tra Padova e Treviso. C'è poi il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria di Sala, il geometra Carlo Paiaro, e l'architetto di Santa Maria di Sala, Marcello Carraro. Tra gli indagati anche il responsabile di una partecipata del comune di Venezia. La procura ha parlato di un sistema. Il sistema nel senso che ci sono più fatti relativi a richieste di denaro per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto prima, siamo in una fase di indagini preliminari e quindi si tratta di una valutazione fatta di gravità di indizi. Ancora, naturalmente, non c'è un accertamento di responsabilità che si farà successivamente davanti al Tribunale, se e quando si arriverà a un dibattimento completo. Ma l'indagine, svoltasi mediante servizi di osservazione, pedinamento e intercettazione definite dal procuratore fondamentali, riguarda anche l'acquisto di mascherine e altri presidi sanitari, fatto con affidamento diretto da Fragomeni a un familiare che avrebbe portato a un guadagno illecito di 60.000 euro. Una notizia appena giunta in redazione, vediamo anche delle immagini che ci stanno arrivando dal luogo. Siamo a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, un gravissimo incidente stradale accaduto poco fa vicino alle scuole medie, uno scontro tra un'auto e uno scooter. Il ragazzo, non si conosce ancora l'identità, sembra un ragazzo di 18 anni, è stato trasportato con l'elicottero del SUEM in gravi condizioni all'ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di questo ennesimo sinistro sulle strade della Marca. Se avremo ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso di questa edizione del nostro telegiornale. È stato convalidato l'arresto dei 3 cittadini kosovari accusati di sequestro di persona finalizzata alle estorsioni. Infatti risalgono al 19 gennaio scorso, quando gli stranieri furono bloccati dai carabinieri di Treviso. I 3 hanno risposto alle domande del giudice durante l'interrogatorio di garanzia. Secondo quanto hanno riferito, prima di essere scarcerati, si trovano agli arresti domiciliari, avrebbero pagato ad un 40enne loro connazionale circa 8.000 euro per un matrimonio combinato con una italiana compiacente, finalizzato a far avere per uno di loro un permesso di soggiorno, ma le forze dell'ordine avevano fatto saltare tutto, presentandosi il giorno delle nozze e bloccando la funzione. Diverse poi le versioni fornite. I 3 arrestati hanno spiegato che il 40enne non aveva restituito il debito pagato, che lo avrebbero incontrato in un bar e che lui si sarebbe impegnato a dare la sua macchina in pegno fino a quando il debito non fosse stato saldato, mentre il 40enne avrebbe detto ai militari di essere stato minacciato e costretto ad entrare con forza nell'auto. È una corsa contro il tempo a Oderzo per far tornare gli studenti delle scuole medie e del liceo Scarpa in classe. Al patronato Turroni continuano i lavori per sistemare le aule. Si sta lavorando incessantemente per sistemare le aule al patronato Turroni. L'obiettivo è quello di terminare tutto mercoledì, così come annunciato. Gli alunni potranno tornare in classe già nella giornata di giovedì. Qui arriveranno circa 340-350 studenti. Gli operai del comune stanno operando da sabato, dopo che la struttura è stata chiusa dal comune per problemi legati alla resistenza del calcestruzzo. La difficoltà è più l'organizzazione e tutto. Per fortuna abbiamo
appunto tanti gli operai che vengono, quindi la parte più faticosa sta a loro. Noi è più l'organizzazione, capire come incastrare tutti gli studenti nelle varie aule e come riuscire anche a gestire le attività pomeridiane della parrocchia, però ce la stiamo facendo. Abbiamo saputo di questa criticità pochi giorni fa, ci siamo subito attivati per aiutare il comune e gli alunni. Un lavoro non da poco, molte aule sono già pronte, si stanno ora organizzando i traslochi anche del materiale e delle attrezzature. In totale qui arriveranno 15 classi delle medie a Malteo. Ora si sta valutando anche per la viabilità. In collaborazione con la dirigente e i vigili sicuramente penseranno come fare e noi più che altro gli accessi qui alla struttura, perché il numero di studenti sarà sostanzioso e quindi anche come all'interno del cortile del nostro patronato come riuscire a gestirli bene e a farli confluire e defluire bene. Altre 9 classi delle medie per il momento andranno alle scuole elementari Piavon. E stasera il sindaco di Oderzo Scardellato incontrerà i rappresentanti dei genitori per spiegare cosa abbia provocato l'emergenza e per fare il punto della situazione. Questa sera abbiamo un incontro con i rappresentanti dei genitori e con il consiglio d'istituto. Non abbiamo chiamato tutti i genitori perché non ci stavano in aula magna, avremmo dovuto fare in palazzetto e diventava dispersivo e avevo paura che non si riuscisse a comunicare in modo più pacato, perché bisogna comunicare in modo pacato per capire, perché se c'è confusione e ansia non si riesce a capire. Sarà spiegato per filo e per segno il motivo che ha portato a questa emergenza e quali sarebbero potuti essere i rischi. Fra 2 mesi arriveranno i prefabbricati nella nuova struttura, quindi andranno 12 classi delle medie, mentre le restanti 12 rimarranno all'interno del patriarcato Turroni. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, e abbiamo detto che il trasporto scolastico rimane quello che c'era, con destinazione diversa per i bambini che già lo prendevano, il pullman, ma in più viene aggiunta una navetta che da Piavon va alla Dall'Ongaro per i bambini appunto delle elementari e una navetta che da Oderzo andrà a Piavon per i bambini e i ragazzi delle medie che dovranno andare a Piavon. l'amministrazione comunale sta anche pensando ad un supporto per gli alunni più fragili che potrebbero risentire di questo spostamento. Parlavo proprio questa mattina con la rappresentante dell'Associazione Bambini della Casa del Sorriso e cercheremo di trovare il modo di dare un supporto anche ai bambini più fragili, perché ci rendiamo conto che loro saranno, anche per loro lo spostamento può essere più difficoltoso. Per quanto riguarda i tempi di sistemazione del plesso chiuso, il Comune è già operativo. L'idea è quella di partire immediatamente con i lavori della scuola Malteo e per poterlo fare dovremo aprire un mutuo e poi, vabbè, questo è un problema finanziario, poi questo mutuo è un mutuo flessibile che vedremo di ridurre man mano che reperiremo le risorse, ma quindi dovremo fare il mutuo e poi partire subito con l'appalto e quindi l'intenzione è quella di finire i lavori entro fine anno, a dicembre. Restano molto gravi ma stazionarie le condizioni della tredicenne investita sabato a San Polo di Piave mentre iniziava la sua bicicletta dall'auto condotta da una 91enne. Visionate le telecamere della zona. La nostra comunità è stata colpita da questo evento, siamo chiaramente tutti in apprensione e speriamo che davvero le condizioni della ragazza migliorino al più presto e siamo vicini appunto alla famiglia e a tutte, anche alle amiche che erano presenti con lei durante l'evento. È una comunità che resta in attesa, quella di San Polo di Piave, dopo l'incidente di sabato pomeriggio quando alle 17 in via Roma una ragazzina di 13 anni in sella alla sua bici è stata investita sulle strisce dall'Y10 condotta da una donna 91enne di Mareno di Piave, soccorsa prima da un medico che si trovava sul posto, poi dal SUEM 118. La ragazza è stata portata al Cafoncello di Treviso dove si trova tuttora in terapia intensiva. Il quadro clinico è grave ma stazionario. Lo stesso sindaco è in contatto con i genitori. Ci sono poi i nastri delle telecamere a disposizione dei carabinieri che stanno indagando. Le immagini sono già state acquisite. I filmati sono al vaglio appunto dei carabinieri, c'è un'immagine, una telecamera che punta proprio sulla via provinciale, quindi da quella si riesce a intuire abbastanza chiaramente la dinamica. Via social sulla 91enne si è scatenata la tempesta, tanti commenti sul fatto che nonostante la tarda età fosse alla guida, il sindaco chiede cautela e rispetto.
che sicuramente è un fattore e sicuramente pone una riflessione generale comunque sulla questione degli anziani alla guida. Però ecco, non bisogna, tra virgolette, porre sentenze prima di aver chiare tutte le situazioni. Alla guida di monopattini elettrici e biciclette senza nessun dispositivo di illuminazione scattano le multe. L'operazione alle prime ore del mattino da parte della polizia locale di Maserata sul Piave. L'attività è partita dal monitoraggio del sistema di videosorveglianza comunale e da alcune segnalazioni di automobilisti. È emerso che diversi lavoratori diretti nella zona industriale di Maserata, provenienti da altri comuni, si mettono alla guida di biciclette e monopattini privi dei dispositivi di illuminazione e senza usare le prescritte casacche o bretelle retro riflettenti. Contestate decine di violazioni al codice della strada a carico di altrettanti conducenti appunto di biciclette e monopattini. L'attore Elio Germano, la cantante Fiorella Mannoia, Sabina Guzzanti e lo scrittore Moni Ovadia sono solo alcune delle personalità del mondo dello spettacolo che hanno sottoscritto la petizione con cui si chiede giustizia per Mattia Battistetti, il 23enne che nell'aprile 2021 morì in un cantiere a Montebelluna schiacciato da un carico di 15 quintali di impalcature sganciatosi da una gru in movimento. Per far luce su questa tragedia, giovedì in tribunale a Treviso si aprirà il processo a carico dei vertici dell'azienda dove il giovane lavorava. In contemporanea ci sarà un sit-in. La petizione online intanto sta crescendo in numero di ora in ora, tra le adesioni anche quelle dell'Ampi di Treviso, le RSU di Electrolux e Irca Zoppas di Vittorio Veneto. Una regione con sempre meno nascite e sempre più anziani. Parte da qui la nuova iniziativa sottoscritta oggi al Centro della Famiglia di Treviso che vuole studiare gli andamenti della natalità nel Veneto per pensare a adeguate politiche familiari. Se continua questo andamento, nel 2050, tra nascite e decessi, ogni lavoratore di fatto pagherà la pensione ad un anziano. È forse l'immagine più impattante del futuro demografico del Veneto, che vede una decrescita nelle nascite con un terzo in meno negli ultimi 14 anni, mentre continua a crescere l'indice di vecchiaia con 6 anziani su 10 non autosufficienti. Dati che non possono lasciare indifferenti chi sta progettando il futuro delle nostre comunità. Il tema della denatalità è conosciuto, è strutturale e altri paesi europei hanno cominciato ad agire. Noi sembra che dopo alcuni scandali, alcuni titoloni, lasciamo correre le cose. È necessario agire ora perché siamo già in grande ritardo. Per questo il Centro della Famiglia di Treviso si è fatto promotore per la creazione dell'Osservatorio sulla natalità e famiglia in Veneto in collaborazione con INPS, la Fondazione Leone Moressa e l'Associazione Comuni del Veneto. Ecco perché, elaborando i dati raccolti dalla Fondazione Moressa, attingendo all'immensa banca dati dell'INPS ma non solo, si potranno realizzare interventi che avranno efficacia sia a breve che a lungo periodo, cercando di individuare i punti critici di questa società che non fa figli, con il risultato che nel 2040 4 veneti su 10 vivranno da soli. Quindi raccolta e studio di dati per individuare le risposte più efficaci che non sono solo economiche o strutturali. Ma in tutto questo qual è, diciamo così, il messaggio che dà la Chiesa? Il messaggio che dà la Chiesa è un messaggio di speranza, un messaggio che guarda al futuro. Cioè la vita ha senso solo se diventa dono, solo se diventa cura di altri. La politica con la corsa verso le amministrative a Treviso, l'incontro ieri tra Giorgio Denardi, candidato a sindaco per il Partito Democratico, e diversi esponenti Dem. Tanti temi toccati, lo sentiremo tra pochissimo. Prima un po' di pubblicità e poi torneremo con la politica, ma con altre notizie e poi naturalmente con la pagina bellunese. Siamo tornati in diretta, sentiamo allora quello che è emerso ieri dall'incontro tra il candidato sindaco a Treviso per il Partito Democratico Denardi e alcuni esponenti Dem. Si sono affrontati diversi temi, tra i quali i parcheggi in centro storico e il futuro dello Stadio Tenni. Va subito sul pratico Giorgio Denardi, al momento con Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle gli unici volti dichiarati in corsa per contendere la carica di sindaco a Mario Conte. Lo fa guardando Treviso e i problemi che dal suo punto di vista l'attuale primo cittadino non è riuscito a risolvere, ma che avrebbe ulteriormente complicato con scelte sbagliate come il parcheggio interrato di Piazza Vittoria. Dico di no, perché costruire un grande parcheggio in centro significa attirare le auto in centro storico, cosa che è contro la nostra visione della città, che prevede
un alleggerimento del traffico in città. La proposta invece è quella di parcheggi diffusi, magari gestiti da Parcheggi Italia, così da evitare da questi ultimi possibili richieste di danni. Il concetto è di avere dei parcheggi radiali, cioè serviranno dei parcheggi dentro le mura, serviranno dei parcheggi attorno alle mura e serviranno dei parcheggi più grandi, magari gratuiti, più lontani dalle mura, ma comunque collegati bene con trasporti efficaci. E su questo concetto De Nardi ha idee chiare anche sul futuro dello Stadio Tenni. Ho visto il progetto presentato dall'Associazione Commercianti qualche settimana fa e io l'ho apprezzato e credo che potrebbe essere una buona soluzione. Un parco che possa mettere insieme, non so, quello che è stato fatto all'Eolo, una piccola ghirada, insomma, dove c'è una componente sportiva, una componente verde, l'ospitalità per tutti, famiglie, ragazzi, bambini, eccetera. Sotto può essere realizzato un parcheggio sotterraneo, sicuramente molto fruibile e molto interessante per la città, perché è vicino alle mura, perché è collegato bene con la viabilità. E quindi io credo che per il Calcio Treviso sia importante trovare una soluzione che sia anche più fruibile rispetto a uno stadio che è vicino alla città, ormai non ha più molto senso. Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni al Caffoncello il 60enne custode della palestra dell'Istituto Mazzotti di Treviso, caduto mentre stava posizionando i canestri per il basket. L'incidente è avvenuto lunedì scorso e da oltre una settimana la palestra non è più utilizzabile dalle associazioni sportive. Basket, sì. Galletto. Sì. E vi tocca andare da un'altra parte? Bisogna vedere, sì, adesso da un'altra parte, perché adesso devo trovare una palestrina, non so in che condizione che sia sta palestrina, perché abbiamo appena iscritto al campionato, adesso non so. Speriamo che Paolo stia meglio, dopo tutto il resto si risolverà. Perché per voi, insomma, questa palestra è importante? Sono anni che facciamo qui nel quartiere, che facciamo questa attività. È solo una delle associazioni sportive che utilizzano la palestra dell'Istituto Mazzotti a San Liberale di Treviso per gli allenamenti. Meglio utilizzavano, visto che da lunedì scorso la palestra è chiusa per loro, conseguenza del grave incidente sul lavoro accaduto al custode che si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Caffoncello con un grave trauma alla testa. Tra le associazioni sportive anche l'Albatros Volley, che attraverso i social ha criticato il comune per la gestione dell'emergenza. Con una partita di campionato già fissata, la comunicazione della chiusura della palestra gli sarebbe arrivata solo poche ore prima dell'incontro, con il rischio di perdere a tavolino un match importante. Una situazione straordinaria per il sindaco di Treviso. Un imprevisto che non era assolutamente considerabile da parte di nessuno. Cercheremo di trovare una migliore organizzazione da un punto di vista della disponibilità degli spazi, consapevoli però che sono tante le società che reclamano spazi. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano la tragedia della giovane che ha perso la vita ieri precipitando dal terrazzino della sua abitazione in via Valeriano, nel centro storico di Belluno. Non ci sono elementi che possono essere ricondotti a terzi e sono le ipotesi di un incidente o di un gesto volontario quelle seguite dagli inquirenti per la morte della 19enne che ieri mattina è precipitata dal terrazzino della sua abitazione dove viveva con il padre in via Valeriano all'angolo con via San Pietro nel centro storico di Belluno. Al momento dalla Procura non si ha notizia di atti che abbiano disposto l'esecuzione dell'esame autoptico sul corpo della giovane ritrovata in condizioni disperate da un passante che ha chiamato il 118. Ieri mattina gli uomini della Questura di Belluno, squadra mobile, scientifica e volanti, hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini coordinati dal magistrato di turno. La 19enne era una studentessa del liceo artistico di Belluno e oggi a scuola il dirigente e i docenti angosciati hanno incontrato i compagni dopo essersi confrontati con lo psicologo che assiste l'istituzione scolastica. A preside e professori sono state fornite le giuste indicazioni per comunicare agli studenti la notizia della tragedia che ha sconvolto la comunità. I funerali della giovane saranno celebrati non appena la famiglia riceverà il nulla osta dalla magistratura. E si apprende solo ora che la PM Tollardo ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane 19enne, autopsia che sarà eseguita mercoledì dall'anatomopatologo Cirnelli.
4 persone sono rimaste ferite questa mattina nello scontro frontale tra 2 auto in comune di Arsier. A scontrarsi una Renault Clio con a bordo una famiglia di 3 persone e una BMW 320 Hybrid guidata da un automobilista di origine straniera. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e supportato l'intervento dei sanitari del SUEM. Stabilizzati i feriti, i 4 infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Feltre. La statale 50 bis è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e riaperta qualche minuto prima di mezzogiorno. Primo giorno nel suo nuovo ruolo da segretario per il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin, uscito trionfatore dal congresso della Lega che lo ha eletto alla guida del partito bellunese. Ed è subito polemica sul tesseramento non controllato pilotato dal Nazionale per orientare le correnti nel Carroccio. Ieri ci siamo trovati con delle tessere, con dei militanti che votavano e nessuno sapeva chi erano. Se adesso il regolamento è cambiato e il nostro nazionale, quindi Padova, decide le tessere senza che le segreterie provinciali vengano a saperlo, io credo che sia innanzitutto sbagliato, ma anche scorretto. Punta il dito contro il tesseramento dell'ultima ora dei salviniani, che già il congresso della Lega a Padova aveva sparigliato i giochi e contribuito a far crescere il malumore della base. Andrea De Bernardin, da ieri nuovo segretario provinciale della Lega di Belluno, che dopo 3 anni di gestione commissariale torna con i propri organi eletti democraticamente. 57-52 l'esito finale del confronto, senza contrapposizioni, precisa De Bernardin, con Luciano Dappian, candidato alle regionali del 2020 a sostegno di Luca Zaia. L'atmosfera era piacevole, non abbiamo voluto fare quelle contrapposizioni personali che portano a brutte cose, quindi l'atmosfera era molto buona e abbiamo discusso tantissimo, oggi sono contento. 30 anni all'interno della Lega, De Bernardin è stato militante della prima ora e per questo alle passate politiche è rimasto con l'amaro in bocca. Credo che quella sia stata una parentesi abbastanza brutta, nessun candidato nel nostro partito bellunese non era mai successo, anche lì le decisioni sono state prese a Padova. Anche lì credo che ci sia stato un momento perlomeno scorretto. Da oggi si guarda avanti. Il bellunese deve, l'ho detto ieri, iniziare a camminare di nuovo con la schiena dritta, cioè noi non dobbiamo essere succubi della nostra esiguità demografica, ma saper battere i pugni dove serve, sul tavolo, quando c'è la necessità di farlo. 6 auto finite fuori strada e impossibilitate a proseguire sono state recuperate nelle ultime ore dai vigili del fuoco, soprattutto nella zona della Concampezzana. Nelle immagini dei vigili del fuoco il recupero dei mezzi nei pressi del Passo Giau, investito da una vera e propria tormenta di neve. Da questo pomeriggio il centro decentrato della Protezione Civile regionale ha fatto scattare la fase di attenzione per venti forti sulle zone montane. La fase di maltempo iniziata nella notte sta portando nevicate sopra la quota di 700-800 metri, in innalzamento a 1000 metri previsto per la giornata di domani. I venti sono forti in alta quota, mentre nelle vallate si registrano locali condizioni di föhn. Le prime schiarite sono attese a partire dal pomeriggio di mercoledì. Il pericolo valanghe resta marcato grado 3 su una scala di 4. È tutto, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione sul nostro territorio. Ecco che la giornata di martedì 24 gennaio sarà instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo variabile con cielo in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee schiarite di mattina. A seguire precipitazioni intermittenti possibili un po' ovunque. Il limite della neve sarà intorno ai 700-1000 metri di quota. Prestare la massima attenzione sulle Dolomiti, dove permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Generale rialzo termico con temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime invece tra i 5 e i 10 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo ampi spazi soleggiati, ma con il passare delle ore il tempo peggiora, il cielo sarà coperto e via via precipitazioni sempre più deboli. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature minime sui 4 gradi, massime intorno agli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno parentesi soleggiate, ma nel corso della serata saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.